Quali sono le vostre perplessità legate al bando di Regione Liguria per l'affidamento del servizio ai privati? Le nostre perplessità nascono da una profonda difficoltà a capire la necessità di mettere un bando di gara, di porre un bando di gara senza prima aver completato l'iter che su impulso del governatore Toti più di un anno fa ci eravamo prefissati di mettere sul tavolo. Noi siamo partiti da una modifica della legge regionale che doveva in qualche modo ripristinare, ritutelare, rimettere in sesta tutte le situazioni giuridiche che si erano venute a creare in questo periodo e invece abbiamo prima fatto il bando di gara e poi successivamente non so se poi verrà emanata questa legge, quindi capisce che abbiamo costruito un tetto senza prima mettere le fondamenta. Quali sono i rischi più grossi per il vostro comparto? Dovremo valutarli e li stiamo valutando in maniera congiunta con ANPAS e CIPAS per capire bene quali possono essere le ripercussioni finali su tutta l'associazione di volontariato. Certo è che un sistema di questo genere, un sistema in questo modo, è chiaro che andrà ad asciugare notevolmente il sistema di volontariato nella nostra regione. Molte associazioni si troveranno sicuramente in difficoltà. In questi giorni come state lavorando dunque? Guardi, noi di incontri ne abbiamo fatti tanti, devo dire che il dialogo non è mai mancato con la Regione Liguria e abbiamo sempre tenuto dei rapporti costanti nel vederci e cercare di trovare delle soluzioni. È chiaro che spesso si rimane un attimo perplessi quando poi non c'è un dialogo sincero proprio su quello che sono le indicazioni che vogliamo o la strada che vogliamo andare a percorrere.